A suo tempo abbiamo cominciato con la droga ed eravamo anche noi piccoli Davide col sasso contro questo bestione che si chiamava droga e quindi mafia e quindi tutto quello che voi sapete. Abbiamo continuato a dire che il fumo e l'alcol sono pericolosi. Adesso c'è una terza guerra che di nuovo ci trova i Golia col sassolino e si chiama la guerra delle bische, la guerra di tutto quello che è il malaffare e il gioco. Lo chiamo malaffare perché io non riesco a dare un altro nome. Oltre il malaffare vorrei anche dire una parola ancora più precisa, è diseducativo. Capite cosa vuol dire diseducativo? Se c'è qualcosa di educativo, se noi partiamo da Don Bosco, è il gioco. Il gioco è educativo perché ti dà regole, ti fa felice, crea compagnia, riempi il tempo libero. Qui invece il gioco è diventato morte, è diventato dipendenza, è diventata diseducazione. Allora la parola educazione, a parte che qui bisognerebbe partire anche dalle scuole, perché non so quanto la scuola, quanto la famiglia, quanto la società capisca la parola educazione. L'educazione vuol dire scelta di valori, vuol dire regole, vuol dire sacrifici, vuol dire orientamenti, vuol dire priorità. Allora torniamo a parlare di educazione e forse se parliamo di educazione vinceremo anche contro questa bestia nuova, questo nuovo Moloch, va bene? E ancora una volta da Golia, va bene, il sassolino lo chiameremo educazione e col sassolino educazione forse vinceremo ancora, anzi vinceremo senz'altro.
Leggendo i dati ci siamo accorti che anche il fenomeno delle dipendenze ci interpella e sta cambiando. Oggi è in auge la dipendenza da azzardo soprattutto anche rispetto al mondo giovanile. Oggi abbiamo giovani che continuano ad azzardare, soprattutto scommettono ovunque, scommettono all'interno delle ricevitorie della città, scommettono sempre. Pensate al fenomeno anche di tutto il mondo online, l'azzardo come si sta impiantando in questo mondo dove i giovani abitano, e tutto questo bisogna assolutamente intervenire per proteggerli questi giovani.